Onorevole Caone, Roberto, dici un attimo quali possono essere proprio un'idea in pochi minuti di quali potrebbero essere i vantaggi dell'alta velocità stessa, quindi benefici economici in soldoni, perché alla fine dei Beh, conti intanto sono cominciamo a parlare. essenziali. La rotaia è Beh, essenziale, insomma. noi intanto andiamo a parlare che una rotaia nel nord-est così altamente, diciamo, abbiamo il PIL, cioè noi facciamo parte del famoso PIL italiano tra l'Emilia-Romagna, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, perché ne andrebbe a beneficiare anche il Friuli Venezia Giulia, siamo al 20% del PIL, cioè queste tre regioni qua fanno il 20% del PIL, perciò è inconcepibile avere ancora una linea ferroviaria dell'anteguerra. Detto questo, per quanto riguarda le merci, così si può cominciare a far passare le merci in maniera molto più seria e anche molto più conveniente anche a livello di ambiente, perché se per non incorrere al ritardo del treno prendo un camion e lo faccio correre per la Padova-Bologna perché deve arrivare a Ravenna in tempo, ciò vuol dire che non ho capito niente cosa devo fare. In questo momento qua, se visto che dobbiamo andare a fare questo passaggio, chiamiamolo così, per privilegiare l'ambiente, questo è basilare. Stiamo parlando di due città le più importanti, ripeto, del nord-est da collegare. Stiamo parlando che oltre il 20% del PIL, qui c'è la città più conosciuta al mondo. Cioè uno che arriva da Roma, uno che arriva a Venezia non può scendere con il Sì. treno a 150 km all'ora come ai tempi del Far West. Possiamo mettere in rete a livello proprio umano, a livello che c'è il smart working, a livello che c'è il collegamento e via, ma proprio gli studenti universitari, proviamo a pensare a fondere questa grande culla culturale che abbiamo che nessuno neanche se ne accorge. Bologna, l'università più storica d'Europa, Padova, la seconda università più storica d'Italia. Adesso, attualmente, quanto ci mettiamo per andare in treno e quanto ci metteremmo se ci fosse l'alta velocità? Allora, attualmente abbiamo 60 minuti, 70, apro parentesi, bisogna vedere i ritardi. Sì, perché io mi ricordo Perché che era un'ora e 10, che ci andavo sempre a Bologna ai tempi ma per in studiare. ogni caso sarebbe 50 minuti, ma i ritardi su questo pezzo ci sono sempre, perché bisogna dare delle precedenze, anche perché se il treno corre a 150 km all'ora e davanti un treno merci mi corre a 40 km all'ora, non è che posso passargli sopra. Auguri. Devo aspettare Esatto. che quel treno merci là magari si fermi a Ferrara, che io passi Sì. davanti, però nel frattempo è tutto c'è. Poi ci sono i 20 minuti di sicurezza tra un treno e l'altro, cioè c'è tutto un discorso di sicurezza che va. Proviamo a pensare che su 15 treni che arrivano dal sud o che vanno giù, uno al giorno, uno, non di più, perché l'alta velocità non può fermarsi ad ogni casello, ok? Ad ogni stazioncina. Però uno al giorno lo facciamo fermare a Montegrotto. Noi abbiamo la possibilità di riempire le terme, i colli e tutta la bassa padovana fino ad arrivare ad andare a vedere Montagnana, quelle grandi mura che hanno, ad assaggiare il grande prosciutto, a passare per l'olio d'oliva, passando per il vino dei colli e tutto quello che c'è attorno, è un bacino di utenza che può utilizzare il treno da 10-12 milioni, perché Napoli e dintorni, Bologna e dintorni, Firenze e dintorni, Bologna e dintorni mi vanno a creare un bacino di una possibile utenza di 12 milioni di abitanti che possono. In un tre quarti d'ora di viaggio, in pratica. No, diciamo che da Napoli prendendo il treno delle No, 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 8, no, Padova-Bologna, dicevo, no, beh, sì, Napoli. 30 minuti, 30 minuti. 30 Però minuti in questo caso è qua, incredibile. avendo una linea dedicata, cioè solo per l'alta velocità, posso anche permettermi di fermarmi una volta per dare servizio alle terme. Cioè vuol dire Certo. creare un indotto industriale eccezionale perché l'albergo comincia a vivere, perché quello dei serramenti Sì, sì. comincerà a cambiare i serramenti, perché, Sì, perché sì, quello sì, sì. che coltivi i peperoni a Jesolo dovrà portare un peperone in più al ristorante. Cioè, Sono adesso d'accordo, sto parlando chiaro. in maniera molto, molto minimale, però è così. Ma è così che funziona l'economia. Sì, sì, sì. Questa funziona l'economia. Mettiamo in sicurezza. Oggi noi stiamo vivendo ancora che per passare la linea ferroviaria in certi posti di questo territorio ci sono ancora le sbarre. Quell'artigiano che deve andare a fare lavoro dall'altra parte delle sbarre,
si assorbe 30 minuti perché i treni si incrociano, è troppo Uh, trafficato e non c'è un sottopassaggio, no? E se per sbaglio la ferramenta di qua va di là, dalla famiglia o dall'azienda a fare l'intervento, si ritrova che manca il martello, dico, manca una vite, deve tornare alla ferramenta che è di qua e si fa di 30 minuti per tornare, cioè, sì, perdiamo non è una più giornata. finita, non è più finita. Questo vuol dire diventare più concorrenziali no, nel mercato, cioè, non è Sì. che questi costi qua a fine mese qualcuno se li deve assorbire, non è che qualcuno, ecco. Perciò maggior sicurezza, fattore ambientale, come dicevo È un prima, fattore economico eh, proprio evidente, molto chiaro, molto sì, chiaro. cioè, noi non possiamo permetterci avere un'economia che va così, adesso si parla di un 7 più per cento, no? Si parla che abbiamo avuto la fortuna di portare a casa l'Urbis Picta a Padova, ciò vuol dire un 30% di turisti in più a Padova nelle nostre piazze e ciò vuol dire che andranno poi a Venezia, andranno anche a Vicenza, andranno anche alle terre. Cioè noi dobbiamo dare dei servizi se vogliamo crescere. Se continuiamo a tenere questi colli di bottiglia, la nostra economia sicuramente ne risentirà, perché le persone vengono una volta, si trovano male e non vengono più. Non vengono più, è comprensibile anche. Ecco, E- ecco, qui ho fatto un lavoro certosino. Abbiamo messo in piedi un comitato con degli amici che ci credono a questo che ho appena elencato, a questi vantaggi che ho appena elencato, proprio volontari, nessuno sta prendendo nessun soldo, niente, anzi mettono del tempo, mettono computer, mettono auto, perché ci credono per la propria famiglia, perché è interessante, per la compagnia e tutto. E stiamo facendo girare un ordine del giorno per sensibilizzare il Veneto e anche l'Emilia-Romagna e il Friuli che quest'opera va fatta. Attualmente questo comitato, che è presieduto da me, non mi stare qua a negarlo, sì, siamo arrivati a consigli comunali, attenzione a quello che vi sto dicendo, che hanno votato questo ordine del giorno, che se andiamo a conteggiare, questi consigli comunali in totale, che rappresentano 1,5 milioni di abitanti del Veneto, una cifra mai caspita. vista prima fino adesso. Cioè noi in pochi mesi, i nostri consigli comunali del Veneto e anche dell'Emilia Romagna in qualche caso, hanno votato questo ordine del giorno per sensibilizzare anche il governo, perché capiscono l'importanza di quest'opera. Io chiamo di ultimare anche questa, perché, ripeto, è inconcepibile che l'alta velocità si sia in tutta la dorsale italiana, adesso è finanziata fino a Bari, e noi ci dobbiamo tenere il collo di bottiglia nel parte più produttivo del paese, con la città più Assurdo. importante, e Sì, ripeto, è un'opera che verrebbe a costare sicuramente molto, ma molto meno di dove l'abbiamo fatta fino adesso, perché il Padova-Bologna si deve passare in mezzo agli Appennini, perciò si deve traforare i monti, si devono fare cavalcavie che va da un monte a monte. Qui noi stiamo parlando di un'opera che è completamente sulla pianura padana, perciò stiamo parlando di una cosa lineare e piana. I costi sono fattibile, sicuramente fattibile. Sì. cioè, stiamo parlando di mettere giù una rotaia su una Chiaro, base che non ha dislivelli. Questo non è cosa da poco, ecco. no, no, Fatalmente, infatti. perciò Eh, bisogna farla. Cioè, ripeto, i paesi che ci hanno dato sono state le grandi città, ne menziono alcune: Venezia, la città metropolitana, Padova, Vicenza, Rovigo, mi sembra anche Ferrara in quest'ultimo periodo, e poi tantissimi altri sì. paesi. Si va dal paese che ha 1000 abitanti a quello che ne ha 23.000, a quello che ne ha 50.000, a quello che ne ha 30.000, ma siamo riusciti a far sì che ci siano consigli comunali che attualmente rappresentano 1,5 milioni di abitanti. Non è cosa da poco quando Chiaro, cercherò chiaro. l'incontro con il ministro. Chiaro, grazie per il contributo. Onorevole Colon, le faccio l'ultima domanda al volo, per Sì, chiudere. faccio ecco, questo serve anche perché se tutti i consigli comunali della dorsale di questa ferrovia, di questa linea ferroviaria, ma anche altri, perché poi sto parlando del comune di Arzignano, sto parlando del comune di Marcon, cioè abbiamo anche comuni in svariati luoghi, non è solo quelli dove ci passa la linea ferroviaria, perché hanno capito l'importanza, Jesolo, Chioggia. Questo fa sì anche che qui non è che si può formare i comitati in Otarna, perché i comuni si sono già espressi
quasi tutti i comuni a unanimità, i consigli comunali, perciò in quel comune è difficile poi che ci sia anche il problema dei notabili. Ecco, questo vuol dire cosa mica poco da tenere poco No, in non da considerazione poco. al giorno d'oggi. Vuol dire che c'è già la volontà politica da parte di questi comuni che quest'opera venga fatta. Ecco. Molto bene, molto interessante.